Benvenuti telespettatori di FVG Sport Channel e appassionati di volley ad una nuova stagione di Sottorete, il programma settimanale è tutto dedicato alla pallavolo regionale. Prima di presentare i grandissimi ospiti che abbiamo oggi, abbiamo veramente iniziato con il botto, direi, vedrete che la location è cambiata, siamo ospiti del Mega Intersport qui al centro commerciale Città Fiera e naturalmente lo ringraziamo per l'ospitalità. Allora, bando alle ciance, comincio a presentare subito i miei ospiti. Marcello Gianardi, presidente Automat Pav Udine. Buonasera ai telespettatori e agli amici che ci guardano, spero con passione. Sicuramente con passione, quest'anno 2 squadre in B1 e non potevamo non farvi vedere qualcuno dell'altra squadra, ovvero la Libertas Martignaco, e qua abbiamo ospite l'allenatore Jacopo Cottini. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, iniziamo subito, il campionato è alle porte, mancano una decina di giorni, vi siete già scaldati un po' con un derby qualche settimana fa, un derby, lo ricordiamo che questo è stato vinto dalla Libertas Martignaco, ma diciamo siamo ancora in fase di riscaldamento. Oddio, speriamo di sì, perché se le partenze quella saremmo veramente a posto. Effettivamente era un po', se vogliamo, scontato che il Martignaco partisse meglio, perché tutto sommato ripropone un team molto collaudato e molto affiatato. Noi invece abbiamo ricominciato, non dico da zero, perché buona parte delle ragazze c'era anche l'anno scorso, ma siamo andati a toccare il palleggio. È una diagonale importante, esatto. Come sanno i nostri appunto, telespettatori che sono opposto, espertissimi, esatto, di tecnica pallavolistica, ovvero palleggiatore opposto, perché la regista dell'anno scorso Silvia Wolf si è data un po' di pausa, diciamo così. Pensa di passare meglio la propria esistenza in quel di Trieste, penso di sì, visto che indubbiamente dopo 3 anni di Udine era anche abbastanza stanco. Era impegnativo, è veramente sì, impegnativo il ruolo dell'alzatore a un livello così alto per molti anni, che comunque Silvia insomma ha lasciato un ottimo ricordo, perché l'anno scorso ricordo, è stata veramente grande, credo che manchi anche lei Udine, me l'ha detto, però ha detto lasciami un anno di riposo, poi ne riparleremo. E poi ci pensiamo. E chi è arrivato di nuovo, lo lascio dire a te. Ma di nuovo noi sul palleggio abbiamo tentato un qualcosa di diverso dal solito, avevamo una seconda palleggiatrice che era Matteja Petejan, che volevamo finalmente vedere alle prese con un ruolo importante di direttrice d'orchestra, ma ovviamente non ci siamo potuti fidare del tutto di una ragazza giovanissima, senza solitaria sarebbe un po' difficile, senza una, diciamo, come dire, una contropartita che la tenesse un po' sulla corda. Siamo andati a pescare da Breganza, e viene da Breganza anche se lei è patavina, la Elena Guidi, che è stata seconda a Breganza nella squadra che è stata promossa in Serie A e che sta dimostrando veramente comunque tutto il suo valore. Penso che sarà una sfida ad armi pari e di volta in volta vincerà la migliore. Vincerà la migliore. Linea verde, diciamo così, per l'Atomat, che comunque ha una rosa piuttosto giovane, con qualche giocatrice di esperienza. Linea verde anche per voi, perché comunque l'età media, diciamo, è piuttosto bassa anche per la Libertas Martignaco, però la squadra è più o meno quella che ha fatto la promozione l'anno scorso. Sì, è quasi esattamente la squadra dell'anno scorso, con un inserimento, una ragazza del 95, una 18enne che l'anno scorso ha fatto panchina a Porcia, su cui abbiamo deciso un attimo di investire, che avrà tante situazioni di campo quest'anno, che è un opposto, si chiama Melissa Arena, e già adesso ci sta dando un buon contributo, diciamo. Ho visto anche che fisicamente, rispetto all'avevo vista col Porcia, non aveva giocato in quell'occasione in cui ero andata a Porcia a vedere la partita, però l'ho vista già fisicamente molto più, diciamo, prestante, ecco, molto più reattiva. Sì, sta lavorando tanto, sì. Stiamo lavorando tanto da quel punto di vista lì, anche perché la nostra squadra
che è la stessa proprio dell'anno scorso. Anche l'anno scorso peccava un po' di fisicità rispetto alle squadre avversarie, quest'anno sarà ancora più dura, chiaramente più duro il confronto con la realtà di categoria superiore. Già adesso ci scontriamo con realtà veramente molto fisicate, con atlete molto alte, grosse. Noi siamo una squadra un po' piccolina, lei è voluta proprio per questo motivo qua, è una ragazza che può darci un po' di fisicità in più, adesso ha raggiunto anche un buon livello di dinamismo, quindi speriamo insomma che possa crescere tanto. Speriamo bene, ma l'abbiamo vista ben inserita. Dicevi, alcune squadre vi sono un po' indigeste per la fisicità che possono mettere in campo. Quest'anno la Serie B1 sembra particolarmente competitiva, c'è sempre questo discorso, qualcuno arriva e dice ma la B1 è calata di livello, però secondo me non è proprio vero, nel senso che molte giocatrici forti per quanto riguarda il femminile tendono a rimanere magari più vicine a casa e a giocare piuttosto in B1. Non so, sei d'accordo? Sicuramente tu ne avrai viste di più di me. Sì, diciamo che noi siamo gli ultimi arrivati, abbiamo parlato, abbiamo sfruttato un po' le amichevoli fatte fino adesso, il torneo che abbiamo giocato a Savona, per confrontarci proprio con chi la B1 la fa già da anni o con chi sta facendo grossi investimenti in questa categoria qua, ed è un po', diciamo, una cosa risaputa che causa forse la crisi economica in generale. Molte squadre di Serie A stanno facendo fatica proprio a garantire dei budget importanti per la Serie A, e quindi molte delle ragazze che hanno fatto per anni la Serie A si ritrovano magari più vicino a casa, come dicevi tu, e rinforzano squadre, non ultima Padova con cui abbiamo giocato ieri, abbiamo perso, che si ritrova in campo 3 giocatori di Serie A. Allora, sullo stesso argomento vorrei chiedere a te, Marcello, se vedi questa tendenza, insomma, comunque a utilizzare delle giocatrici. Pare che Piacenza abbia la Secolo in rosa, una Croce che è dirigente, non si capisce, accompagnatrice, certo. sta lì proprio. Ma lo si è già visto lo scorso anno, in cui a tutto momento era quasi disponibile Laghero, voglio dire, a venire a giocare in B1. E secondo me il livello non è affatto sceso, lo scorso anno, anzi rispetto agli anni precedenti, ha fatto un salto deciso in avanti, probabilmente proprio per queste ragioni, e perché grazie a questi atleti ci sono società che possono permettersi di programmare proprio la promozione. Poi succede come l'anno scorso che Bolzano, che non aveva fatto nessuna ambizione, si è ritrovato in casa una fortissima, che era la bulgara sicuramente, ma esplosa sta pappa veramente a livello eccezionale e li ha fatti vincere il campionato. Tra l'altro, se non sbaglio, l'anno scorso tutte e due le due promosse venivano dal vostro girone. Sì, infatti sono 2 promosse proprio tutte dal nostro girone. Devo dire che mi fa pure rabbia perché ci avevamo portato via 5 punti su 6 a tutte e 2. Quindi infatti credo che siamo gli unici che hanno vinto a Bolzano. Forse l'ultima partita al Bassano, che non aveva nessun interesse, mi pare. Ma io credo che sarà un campionato competitivo come quello dell'anno scorso, se non forse più. Quindi bisognerà vedere effettivamente come saranno le cose. L'anno scorso alla fin fine c'è stata una squadra progetto giovane che praticamente ha fatto un po' da comparsa. Dubito che quest'anno ci sia, quindi anche la lotta per la retrocessione sarà molto più difficile. Sarà molto dura, anche oscuriamo un po' le squadre, magari ci aiuterà anche la grafica poi di Francesco, scorriamo un po' le squadre di questo girone B, e sono state un po' scompaginati i gironi, in modo che quest'anno ci si trova delle 5-6 realtà diverse. Realtà diverse, quindi c'è Brescia, Trento, che comunque c'era. Diciamo Brescia, però questo Millennium credo che sia una neopromossa, comunque non la conosciamo, ma che sul bresciano magari cambiano anche i nomi ogni tanto. Trentino Rosa, Trentino Rosa, quello scorso, e comunque rimane sempre a livelli molto buoni. Ata Trento, anche questa è una nuova, sicuramente neopromossa. E Ali Padova, ne parlavamo prima con Ali Padova l'abbiamo vista già molto bene con noi, aveva qualche problema di infortuni, ma è sicuramente una squadra che aveva già fatto bene l'anno scorso, era arrivata poco lontana da noi. Forse era previsto facesse un po' meglio lo scorso anno, ma mi pare ci siano stati dissapori tra tecnici, atlete eccetera. Quest'anno si è rinforzata fortissimo, credo che sia una di quelle che punterà alla promozione. Vorrei fare un'altra domanda a Jacopo, più da tecnico, diciamo così. Vedo sempre, c'è il vostro addetto alle statistiche, Andrea Zampis, che puntualmente dopo ogni set porta le statistiche. Quanto le utilizzi effettivamente? Avevo questa curiosità, perché nel basket poi è molto molto comune, nella pallavolo è sì utilizzato tantissimo, però non così tanto, soprattutto durante la partita.
Sì, diciamo che non ne faccio sicuramente una malattia, però sono dei riferimenti e sono degli indici abbastanza importanti. Poi chiaramente quello che vedo, quello che vediamo come staff tecnico in panchina è ancora più importante, però certe volte ci danno delle indicazioni su alcune magari scelte avversarie, su alcune tattiche proprio avversarie che possono anche sfuggire in real time, diciamo. Quindi avere qualche riferimento numerico può darci qualche indicazione in più. E può magari togliere da certe convinzioni che magari si hanno. E continuerei un attimo a farti una domanda, qualche domanda tecnica, insomma. Quando hai iniziato come allenatore, quanto tempo è che alleni, diciamo, qual è la tua storia un po' come allenatore? Diciamo che come tanti ero un giocatore, ho giocato per tantissimi anni, un appassionato più che un giocatore, ho fatto tutte le categorie giocando, diciamo, arrivando fino alla B2 nel mio piccolo, e proprio mentre giocavo mi hanno affidato una squadra, diciamo, di ragazze da seguire nella mia società. Mi sono appassionato, ho fatto tutti i corsi federali fino al terzo grado e dopo 16 anni, diciamo, di piccola esperienza mi trovo qua. 16 anni però non sono pochi. E com'è cambiato nel tempo, a parte il fatto che ti sei trovato, hai allenato anche la B1 magari per gli amici che non se ne ricordano, hai allenato maschile per molto tempo a Cordenons, e com'è cambiato nel tempo il tuo lavoro di allenatore? È in continuo cambiamento e questa è la cosa anche affascinante un po' del ruolo. Diciamo che mi ritrovo spesso a rivedere magari gli appunti di qualche anno fa e mi rendo conto veramente di come è cambiata un po' la metodologia, di come sono cambiati un po' gli stili anche di lavoro. Si cerca a me piace un sacco prendere le esperienze dei colleghi, seguire un sacco di corsi proprio per aggiornarsi, perché una continua, vuol dire crescita secondo me, riuscire a dare qualcosa in più alle ragazze, degli stimoli in più alle ragazze, un lavoro, diciamo, una metodologia migliore. E allora andiamo in pausa per la pubblicità e poi scopriamo anche cosa vuol dire essere un presidente di una società. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare, cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub, per non farsi mancare nulla. Ben ritrovati appassionati di volley qui al Mega Intersport per questa prima puntata della nuova stagione di Sottorete. Siamo sempre in compagnia di Marcello Gianardi e Jacopo Cuttini e ci eravamo lasciati con la domanda a Jacopo su cosa significa essere un allenatore e qual era un po' la sua storia.
rifaccio la stessa domanda a te, un po' cosa significa Cosa essere significa essere presidente di una società? Dio, un po' è veramente una cosa un po' difficile da dire. In realtà ovviamente è successo tutto per caso, come sempre succede in questi casi, senza preparazione né niente, e ormai 12 anni fa mi sono ritrovato presidente della società. Siamo risaliti con calma dalla D fino alla B1 attraverso qualche operazione ardita di mercato anche. E niente, è un impegno che è diventato veramente stressante e difficile in questi ultimi anni, perché con il raggiungimento, diciamo, della categoria di B1, e ormai sono 8 anni che ci siamo, e l'implementazione sempre più grande dell'attività in televisione, sui giornali, la ricerca Certo. degli sponsor. La polisportiva è buon'ultima ad aggiungere Degli indubbiamente obblighi richiede un grandissimo impegno personale che io sto cercando anche di ridurre facendo crescere dei collaboratori. Certo. Fare il presidente ovviamente porta delle soddisfazioni, porta anche tanti problemi che comunque insomma uno non è obbligato ad accettare, quindi E al limite quella può domanda ritirarsi. successiva è: come hai detto sì a questo obbligo? Perché ogni volta i dirigenti poi si trovano, diciamo, impelagati in mille cose di burocrazia o comunque di contatti o comunque di impegni che esulano magari da quelli... Ovviamente, ma penso che la prima volta proprio da pollo dico tanto durerà 2 anni e non mi sostituirà qualcun altro, poi però ti appassioni alle sorti della società, magari fai qualcosa e dici beh devo completare quella altrimenti lascio qualcosa di incompiuto, magari lo sponsor o le conoscenze senti, però cerca di restare tu, insomma alla fin fine ti ritrovi in qualche maniera un po' incanalato anche se non vuoi. Il problema è riuscire a scappare, ci sto provando ma non è facile. Non è facile, bisogna riuscire a sfuggire alle grinfie di tutti quelli che rincorrono. Jacopo, ancora una domanda sugli allenamenti. Tu sei uno precisissimo negli allenamenti, o sbaglio? Diciamo di sì. Sì. Ci tengo. Molto, molto preciso. E qual è l'aspetto che curi di più? Oppure quello che è imprescindibile secondo te per una giocatrice? Diciamo sicuramente è difficile dirlo, sono tante componenti che compongono un po' il lavoro in palestra, che compongono anche diciamo, il lavoro e la storia in palestra di una giocatrice. Diciamo che posso dire quello su cui preferisco io magari lavorare, che do molta importanza e veramente pretendo molta attenzione. La fase difensiva, la fase break-in, soprattutto nel femminile, molto più che nel maschile, ha una valenza fondamentale secondo me nel gioco. E secondo me ti interrompo un attimo, nei vari derby che si disputeranno, anche l'Atomat ha avuto nell'ultima stagione specialmente questa tendenza a giocare in difesa a oltranza, per cui ci sarà una bella lotta. Dei derby si è visto nel femminile conta tanto la difesa indubbiamente, perché se non prendi palle e non tiri su palle poi è anche difficile attaccare, ma vedo che comunque lo stesso Mannucci quest'anno ha fatto un gran lavoro in preparazione proprio su difesa e ricezione, trascurando magari anche altri punti che dice vedremo dopo, ma senza Lodolo e con Cardani ancora in cantiere adesso è ripresa bene. Come sta tra l'altro? Adesso bene, l'ho vista giocare decisamente con grande qualità come sempre, ma anche senza paura e senza remore, quindi penso che saremo tranquilli. E quindi dicevamo grande difesa, e quindi penso anche un'attitudine dell'atleta volere sempre. Secondo me la difesa, dico spesso alle ragazze, è un discorso molto di mentalità. Sicuramente c'è la tecnica, sicuramente c'è il lavoro, sicuramente c'è la tattica, c'è l'ordine in campo, però è fondamentale ed è una fase anche che deriva molto dalla volatilità, dico spesso alle ragazze. Quindi non voler prendere una palla per noi è un delitto, tra virgolette, in palestra, ci mettiamo molta enfasi. E tra l'altro da quando li alleni le ragazze io le ho viste molto fisicate, concedimi questa cosa, mi dicono che stanno lavorando comunque molto da un punto di vista fisico anche per mantenere poi durante l'anno, perché il campionato è molto lungo, quindi sicuramente certe squadre sono alla vostra portata, come dicevi, fisicamente, altre lo sono di più, però il campionato bisogna portarlo fino a maggio, insomma. Sicuramente, un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto, le stesse priorità siamo andati l'anno scorso. È una squadra che deve lavorare molto, non avendo, ripeto, una grossa altezza, una grossa fisicità, deve lavorare molto intensamente e per tenere soprattutto il lavoro in palestra le ragazze devono essere strutturate bene dal punto di vista fisico. Quest'anno sarà ancora più importante secondo me. Marcello,
Un'ultima, chiudiamo con una cosa un po' più personale, magari un ricordo. Qual è il ricordo, diciamo, migliore che hai della tua esperienza da presidente? Migliore, ci sono state tante belle occasioni perché alla fin fine siamo riusciti a centrare gli obiettivi. Forse direi l'aver appreso la promozione quella volta dalla B2 in B1 e aver visto il filmato, poi era ad Ancona, io non c'ero stato, ma c'è stato un grande proprio... Era l'anno? Era l'anno, aspetta, era il secondo anno di B2, quindi adesso mi fai fare conti difficili, torna indietro di 9 anni. 9 anni, quindi è stata... quello lì sicuramente, poi tante altre belle opportunità, ma soprattutto poi la soddisfazione di vedere le ragazze contente quando riescono a centrare gli obiettivi e sperando di riuscire a risolvere i problemi anche quest'anno come in passato. Come l'anno passato, in cui ve la siete cavate molto bene, perché comunque siete andati a prendere delle vittorie importanti anche esterne e comunque esprimendo anche una buona pallavolo, anche gradevole da vedere. Concludo con qualcosa che ci riguarda FVG Sport Channel da vicino. Noi seguiremo queste due squadre nelle partite in casa sia anche in streaming e potrete vederlo sul nostro sito www.fvgsportchannel.com. Mi raccomando, guardate sempre il nostro sito perché avete tutte le novità sulle attività live e anche sul palinsesto della TV. E potrei farti la stessa domanda: qual è stato il momento più importante della tua carriera di allenatore? Non è così scontato dire la promozione, la Coppa Italia dell'anno scorso, perché ce ne sono stati diversi, anche a Cordenonsi, insomma. Sì, diciamo che in tanti anni ho avuto la fortuna di avere tanti momenti emozionanti, anche quando ero più giovane, perché ho avuto la fortuna di fare il selezionatore regionale Friuli Venezia Giulia, quindi il trofeo della regione è qualcosa di molto emozionante. Diciamo che tra i vari mi ricordo magari più recenti, l'anno scorso abbiamo fatto tante vittorie, abbiamo raggiunto un po' tutti, neanche gli obiettivi, tante soddisfazioni perché non erano neanche gli obiettivi, non erano promozione, Coppa Italia. Diciamo che mi rimane ancora forte il ricordo come emozione della vittoria di Corato, più che la vittoria dell'ultima partita per la promozione, diciamo, di campionato. La finale di Corato di Coppa Italia è stata qualcosa veramente di forte. È stato veramente intenso. Ricordiamo sempre con il nostro amico Alberto Ottonizzo che noi siamo andati là, anzi è andato Alberto, e ce l'ha trasmessa in streaming con il commento del DS in diretta in studio, che c'ero anch'io quel giorno. È stato piuttosto particolare, anche la prima volta per un evento sì, tempi di moderni, volley. No? Si vince qualcosa che non si era mai vinto e c'era la televisione. Quanto è importante, ti fai una domanda un po' anche da vicepresidente Pipa, quanto è importante comunicare comunque le cose che si fanno, perché nella pallavolo, almeno questa è un po' la mia impressione, si fanno tantissime cose, c'è gente che lavora tantissimo, però magari non si sa così tanto. Ma penso che al giorno d'oggi la comunicazione sia fondamentale e soprattutto la visibilità di quel che si fa. Ovviamente le categorie principali, insomma quelle più alte, hanno più visibilità, ma hanno anche il compito e l'onere, secondo me, di trainare un po' tutto il movimento. È fondamentale riuscire a farsi vedere dal punto di vista delle sponsorizzazioni, dal punto di vista anche del pubblico, della passione. Chiaramente, per esempio, si parte svantaggiati rispetto a un basket, perlomeno un basket maschile, però è una bella lotta che abbiamo intrapreso e vorremmo cominciare ad avere anche noi dei numeri un po' più pesanti, ecco. Anche in palazzetto ovviamente. Anche in palazzetto ovviamente, anche perché per tutti gli atleti che purtroppo giocano un po' in contemporanea, quindi non sempre possono andare a vedere, però per gli atleti è utilissimo vedere comunque dal vivo, giocare dal vivo, è proprio una cosa fondamentale. Allora, vi ricordo che noi trasmetteremo le partite in streaming, quindi fatevi sentire sul nostro Facebook, sul sito, commentate, potete anche commentare in diretta le partite in streaming e seguiteci sempre. Non ci dimentichiamo della Serie C femminile regionale che è iniziata questa settimana, nelle prossime puntate avremo degli ospiti anche per quella categoria. Io ringrazio tantissimo i miei ospiti, grazie Marcello. A voi e ai telespettatori che ci hanno sopportato. No, sono stati sicuramente contenti, grazie Jacopo e buon allenamento, perché la rivoluzione inizia in palestra.
prima della sigla finale, sempre montata da Francesco Zilli, vi lasciamo con le immagini della presentazione di tutte le squadre Libertas di pallavolo, presentazione che si è svolta questa domenica presso il Cinecity Città Fiera. Grazie e alla prossima puntata. Ciao!